Primo incontro stamani presso la sala giunta del Consiglio Comunale tra il Presidente del Consiglio, professor Giovanni Civiltà, e i neo capigruppo nominati che avranno rapporti istituzionali con la Presidenza. Insieme al Presidente presenti anche i due vice, la vicaria Valentina Cirino e la vicepresidente che rappresenta l'opposizione, avvocato Margherita Bruccoleri. Sì, è la prima seduta della conferenza dei capigruppo, stabiliremo quelli che sono gli equilibri interni al Consiglio Comunale, saranno presentati ufficialmente i presidenti dei singoli gruppi, stabiliremo innanzitutto quello che è il prossimo ordine del giorno, molto probabilmente la prima seduta consiliare sarà svolta la settimana prossima, daremo agli uffici il tempo di poter preparare quelli che sono i punti all'ordine del giorno, ricordando che il punto all'ordine più importante è quello che modificherà il regolamento cercando di stabilire la giusta proporzionalità con le commissioni, ricordando che questo Consiglio Comunale ha subito una contrazione del numero dei consiglieri da 30 a 24. Io sono al secondo mandato, sono stata eletta dall'opposizione con 8 voti, ringrazio i miei colleghi che mi hanno dato questa fiducia. Questo di oggi è il primo giorno in cui ci riuniamo tutti, il nostro obiettivo è quello comunque di lavorare sempre per il bene della città e di mantenere gli equilibri raggiungendo solo ed esclusivamente questo obiettivo, siamo qui per questo. Questi capogruppo nominati: Teresa Nobile per la lista Cambiamo Rotta, per Uniti per la Città Angelo Vaccarello, per Forza Italia Simone Gramaglia, per Diventerà Bellissima Claudia Longi, Mario Fontana per la lista Andiamo Avanti, Davide Cacciatore per quella Facciamo Squadra. Fratelli d'Italia è rappresentata da Gerlando Piparo, Buongiorno Agrigento da Pietro Vitellaro, Nello Amel per Rinasce Agrigento. Questa oggi è la prima riunione che ci vede appunto noi, soprattutto diciamo che siamo alla prima esperienza, riuniti per iniziare questa nuova avventura. Speriamo nel migliore dei modi, anzi sicuramente. Sì, è una soddisfazione, è un impegno importante da mantenere per la città, soprattutto per le persone che ci hanno votato, e quindi spero di essere all'altezza e di impegnarmi nel massimo delle mie possibilità. Assolutamente è stata convocata oggi la prima riunione dei capigruppo, dei presidenti dei gruppi consiliari, dove cercheremo di adeguare quelli che sono le condizioni e l'organigramma del Consiglio Comunale rispetto ai nuovi numeri che ci sono in Consiglio rispetto a 5 anni fa. Erano 30 i consiglieri comunali, adesso sono 24 e dobbiamo ovviamente adeguare questi numeri ai nuovi componenti di commissioni consiliari e tutto ciò che ne viene e ne consegue. Stamattina siamo stati convocati dal neoeletto presidente. Come argomento principale ci sarà la suddivisione ai gruppi consiliari delle commissioni, quindi attendiamo di organizzarci con il nuovo assetto in base alle prerogative che i partiti avranno. Oggi si cercherà un po' di vedere come organizzare le commissioni. C'è un problema di riduzione del numero e di adeguamento alla normativa nuova. Io credo che da parte nostra, parlo per la mia lista Rinasce Agrigento, ma anche penso per le altre liste della coalizione, ci sia la disponibilità assoluta di far funzionare al meglio il Consiglio Comunale. Noi crediamo che ci siano due livelli: uno è quello della posizione politica, che è quello del confronto, dello scontro, delle valutazioni che devono essere fatte anche in termini critici, perché servono per aiutare chi amministra a non commettere errori. L'altra è quella relativa al funzionamento delle istituzioni, rispetto alle quali noi abbiamo un dovere di assoluta lealtà, che rispetteremo sino in fondo. Il Consiglio Comunale è il più alto consesso amministrativo della città di Agrigento, va anche al di sopra del sindaco, nel senso che rappresenta uniformemente tutti i cittadini, quindi deve avere la capacità di rappresentare le istanze di tutti e soprattutto di fare sintesi per poi fare in modo che ciò che viene fatto sia trasmesso all'amministrazione in termini operativi. Questo è lo spirito con cui noi avviamo questa nuova avventura di consiglieri comunali, e credo che sia quello che deve animare un po' tutti quanti i consiglieri comunali.